Buonasera a tutti, eccoci qui con l'appuntamento che diciamo va a fare da prologo al grande evento di domenica, l'assemblea elettiva regionale. Abbiamo pensato come comitato regionale di potervi presentare i candidati, presidenti e consiglieri che saranno in lizza per guidare il basket veneto nel quadriennio 2021-2024. Prima di presentarveli, voi momentaneamente non li vedete, loro sono già collegati con noi. Io do intanto il buonasera, il ben ritrovato al nostro presidente Roberto Nardi, che sarà anche l'unico presidente candidato per la carica di presidente regionale. Quindi tanto buonasera Roberto, e insomma siamo pronti per iniziare anche questa nuova avventura. Sì, buonasera Matteo, buonasera a tutti quanti. Sì, siamo prontissimi per continuare questa avventura per quanto mi riguarda. La situazione ovviamente non è facile, non è semplice. Avrei gradito avere qualche competitor per poter appunto confrontarmi anche personalmente con qualcuno che avesse il piacere e la voglia e l'onore ovviamente di guidare il nostro movimento cestistico. Questo purtroppo non è avvenuto. Comunque ritengo veramente importante che ci sia competizione anche a livello di consiglio regionale. Vuol dire che l'interesse per la nostra pallacanestro e anche per la nostra pallacanestro, chiamiamola dirigenziale, c'è, e questo fa onore all'intero movimento. E quindi parola a te e alla presentazione dei nostri candidati a consigliere regionale, che saranno con me ovviamente a guidare appunto la pallacanestro veneta nel quadriennio che andremo ad affrontare, che non sarà assolutamente semplice, ma sono delle persone tutte molto competenti e capaci, e quindi la parola andrà alle nostre società che decideranno da chi farsi rappresentare in questo quadriennio. Buona serata e buona presentazione a tutti intanto. Bene, allora siamo pronti. Adesso chiaramente li vedete anche voi in diretta, quindi adesso dico che i candidati consiglieri che sono chiaramente live con noi, e li stanno vedendo anche le persone che ci stanno seguendo per questa serata. Io chiaramente vado a presentarveli dalla mia, li vedete un po' in ordine, comunque Fabio Crivellaro alla mia sinistra, poi scendo con Filippo Caprioglio, Stefania De Vei, Lamberto Morello, Renato Urbani, Federico Polo, Filippo Borin e Marcello Crosara. Io do il buonasera a tutti voi. Come d'accordo facciamo un primo giro di, diciamo così, di spazio di presentazione. Partirei da Fabio Crivellaro. Per tutti la stessa domanda. Fabio, intanto presentati e che cosa ti ha spinto a candidarti a questo ruolo da consigliere e quindi da membro attivo per la pallacanestro veneta. Sì, grazie Matteo, buonasera a tutti. Sono appunto Fabio Crivellaro, sono un insegnante presso un istituto superiore a Verona e allo stesso tempo lavoro per la società Scaligera Basket Verona, dove mi occupo dell'area ticketing e delle varie attività promozionali legate al settore giovanile e alla nostra Academy. Sono entrato, diciamo, nel mondo della federazione provinciale di Verona 5 anni fa, ricoprendo il ruolo di delegato mini basket appunto per la mia provincia. Poi successivamente mi sono candidato alle elezioni provinciali, dove sono stato eletto e sono stato vicepresidente appunto provinciale negli ultimi 4 anni. Ho deciso di dare la mia disponibilità come consigliere appunto regionale, per mettere a disposizione, diciamo, le mie competenze cestistiche per il nostro territorio. Non voglio dilungarmi più di tanto, vi ringrazio, sono a disposizione per qualsiasi altra domanda o chiarimento, e buona continuazione e buona serata a tutti.
Grazie a Filippo, a Fabio, scusami, Fabio. grazie a Fabio. Ricordo naturalmente a tutti che per chi ci sta seguendo sarà comunque possibile alla fine, se avete qualche domanda o per il presidente Nardi o per i candidati consiglieri, naturalmente basta come al solito scrivere un commento sotto questa diretta e vi risponderemo, porgeremo naturalmente le domande ai nostri interessati. Nel lapsus di salutare e di ringraziare Fabio ho anticipato il prossimo candidato, Filippo Caprioglio, naturalmente lascio adesso a te la parola. Grazie Matteo, buonasera a tutti quelli che ci seguono. Io sono di Mestre, sono architetto e oltre a questa che è la mia professione principale, da 10 anni ormai lavoro e collaboro con il Basket Mestre, dalla rinascita, poco dopo la rinascita della società, e da 5 anni a questa parte sono il responsabile del settore giovanile mini basket per il Basket Mestre. Ho pensato, spinto anche dai miei colleghi, che questo know-how acquisito in questi anni e la passione che da sempre mi alimenta, sin da ragazzino ho giocato sia a Mestre che a Ragazzera nelle mie giovanili, ha fatto sì che penso, adesso che sto per compiere i miei primi 50 anni, di poter dare un contributo in questo senso, utilizzando quello che sono stati gli strumenti che fino ad oggi ho utilizzato, cercando di portare dei concept sul recruiting, sull'allargamento dei nostri numeri anche a livello regionale, facendo sì che tutte le società possano crescere, visto che il periodo che ci colpisce credo proprio ci porti alla necessità di queste crescite, di pensare ai nostri numeri. La mia disponibilità sarà totale, la volontà di collaborare ampissima, e quindi in questo senso è proprio un servizio che intendo dare alle società portando il mio know-how recente. Grazie. Grazie Filippo, e arriviamo al volto, un altro dei volti nuovi tra i candidati consiglieri, e ci fa piacere, visto che insomma in questi giorni c'è una grande polemica a livello politico sulle cosiddette quote rosa, ci fa piacere avere anche questo tocco di rosa con Stefania De Vei, che naturalmente già fa parte della famiglia di FIP Veneto. Ti saluto Stefania, ti do il buonasera, e anche per te la stessa domanda che abbiamo fatto per gli altri candidati. Grazie Matteo, buonasera a tutti. Allora, per quello che riguarda la breve presentazione, allora la mia vita cestistica, diciamo, al di là di quella di passione, diciamo, come spettatrice o altro, si compone di 3 step, diciamo. Io ho iniziato a collaborare molto tempo fa con il comitato regionale, era la fine degli anni 90, e mi sono sempre occupata negli anni della contabilità, diciamo, dell'amministrazione del comitato. Il secondo step, non ricordo quanti anni fa, ho iniziato ad occuparmi delle selezioni regionali femminili venete, e quindi un importante cambiamento che comunque mi ha fatto cominciare a vedere la pallacanestro non solo da dietro un tavolo, ma comunque anche dal campo. Successivamente, qualche anno fa, ho iniziato anche a collaborare con la nuova pallacanestro Treviso, e quindi anche dal punto di vista societario, diciamo, ho iniziato a fare qualcosa, e quindi, diciamo, questo è il mio percorso, diciamo, ecco. Per quello che riguarda la candidatura, diciamo che alla fine di questo percorso, insomma, durante questo percorso, mi piacerebbe fare anche questo step in più, ecco, mi piacerebbe occuparmi anche, provare questa nuova avventura. Tutto qui. Grazie Stefania, andiamo a un volto invece conosciuto di questo ultimo quadriennio uscente, Lamberto Morello, che è stato consigliere con delega tra l'altro al mini basket. Buonasera Lamberto e benvenuto anche a te. Buonasera a tutti, scusate un attimo che arrivo, è successo qualcosa. No, ti sentiamo benissimo. Sì, però voglio vedere, ecco, vabbè. Niente, mi presento, sono Lamberto Morello per chi non mi conosce. La mia storia cestistica, non so, penso di essere il più anziano cestisticamente della compagnia. Inizia, diciamo, negli anni 70, quando alle medie ho cominciato a giocare a basket in una società
non d'élite, una società di base, dove praticamente ho percorso ho ricoperto tutte le cariche, dal giocatore all'allenatore, istruttore, dirigente, e ultimamente ho preso in mano la società, ultimamente negli ultimi 20 anni, ho preso in mano la società, sono diventato presidente e ho cercato di trasmettere tutto quello che io ho ricevuto da chi mi ha insegnato e soprattutto condiviso con i miei compagni giocatori. Ho cercato di portarlo come esempio nella società che presiedo. Quindi sono anch'io un presidente di una società che opera a Padova, in una società che va dal mini basket alla prima squadra, passando per il settore giovanile. Come voi condivido purtroppo la fermata che quest'anno ci ha fermato dovuto a questa pandemia. Nel frattempo, circa 15 anni fa, ho cominciato a collaborare con il Comitato di Padova, prima come collaboratore, chiamiamoci, esterno. 8 anni fa sono stato eletto consigliere provinciale e questo mi ha fatto entrare un po' nell'orbita, diciamo, della federazione, conoscendo volti nuovi, condividendo idee con altri dirigenti di società. E per ultimo, 4 anni fa, mi sono proposto come consigliere regionale, sono stato eletto, per me è stata una sorpresa perché mai l'avrei pensato, e il consiglio mi ha incaricato praticamente di ricoprire la delega del mini basket. Colgo l'occasione molto velocemente di ringraziare il Presidente e tutti i miei consiglieri uscenti per tutto il lavoro fatto. Ringrazio lo staff del basket per tutto il lavoro profuso e posso dire che in questo periodo, in questo anno, è stato molto, ma molto difficile in gestione. Gli altri anni invece, gli altri 3 anni, ricordiamoci che siamo passati attraverso un cambiamento epocale del mini basket, passando dai centri mini basket come erano considerati una volta alle società vere e proprie, quindi anche lì è stato un lavoro di impegno per cercare di trasmettere tutte le nuove regole alle società del Veneto. Perché mi ricandido? Perché secondo me il lavoro che ho iniziato non è ancora finito. Mi sono reso conto, soprattutto in questo ultimo anno, che c'è ancora molto da fare. L'idea è quella di continuare cercando di collaborare il più possibile con chi condivide l'idea che il mini basket e il settore giovanile è la parte più importante dove dobbiamo esprimere il nostro lavoro. Ecco, quindi la mia idea è quella, appunto, ripeto, di continuare in questo modo. Grazie Matteo. Grazie mille Lamberto, intanto vi porto i saluti dalla Sardegna, salutiamo anche noi Alberto Garau che ci sta seguendo dalla Sardegna, anche se non è uno dei nostri lavori, ci segue con interesse dalla Sardegna, insomma fa sempre piacere perché insomma siamo una grande famiglia del basket allargato. Altro consigliere uscente, ma solo per, diciamo così, etichetta si dice uscente, ma siamo come detto tutti qui pronti per questa elezione. Renato Urbani, buonasera Renato, insomma di per sé non servirebbero presentazioni, ma ti lasciamo questo onere di autopresentarti. Grazie Matteo, buonasera a tutti quanti. Intanto ecco, io parto dalla mia carriera cestistica, che comunque non ho fatto solo basket, ma ho fatto tantissimi altri sport anche a livello nazionale. Ma comunque la mia carriera cestistica è partita dal 1978 con il basket Montecchio femminile, portando la squadra anche in Serie A1, diciamo,
Attualmente, da sempre, non attualmente, da sempre, sono sempre stato il vicepresidente dal 78 a oggi del basket femminile. Vi dirò che comunque quello che sono stato anche vicepresidente del comitato provinciale di Vicenza della FIP, e posso dire che i 4 anni e più che ho passato nel comitato regionale è stato un piacere aver passato questi 4 anni e mezzo con le persone che ho conosciuto, persone veramente brave, ma tutti quanti, sia i consiglieri ma anche all'interno di quello che è il settore, diciamo, della federazione veneta. La mia delega è quella del CIA. Io provengo anche, come vi ho detto prima, provengo dal settore arbitrale del calcio, ho fatto per 25 anni anche l'arbitro di calcio e di conseguenza Nardi Roberto, quando ci siamo conosciuti e sono diventato consigliere regionale, mi ha detto: ma tu ti do la delega del CIA perché so cosa facevi, e lui da ex arbitro mi ha anche dato veramente una mano, perché non è una delega facile. Diciamo che il reclutamento arbitrale è sempre una cosa difficile da fare, perché quando vai a reclutare hai i primi anni questi ragazzini che li mandi in campo, in palestra, e si prendono di tutto e diciamo tantissime volte poi lasciano quello che vorremmo che continuassero a fare con passione. Mi ricandido appunto perché, prima di tutto, come ripeto, perché ho trovato delle persone, attualmente posso dire il presidente Marcello, ma tutto quanto il consigliere, tutti quanti i consiglieri, veramente delle persone squisite, e mi sono trovato bene. Mi piacerebbe continuare quello che ho fatto fino adesso, con l'aiuto naturalmente del presidente, perché la delega, ripeto, non è semplice con quelle bestie lì, però c'è bisogno di sviluppare maggiormente il settore arbitrale, perché abbiamo bisogno sì di mini basket, di giocatori, di giocatrici, ma abbiamo bisogno anche di arbitri, perché senza arbitri non si va da nessuna parte. Ecco, questo è il mio scopo, diciamo, di collaborare, dare una mano perché questo settore si ampli maggiormente con i numeri e non avere le problematiche che quando andremo a fare magari gli under 13, gli under 14, che attualmente è così, di riuscire di dare arbitri a tutte quante le società a qualsiasi livello. Questo è il mio scopo della candidatura. Buona serata a tutti. Grazie Renato. Altro volto, diciamo, conosciuto, perché consigliere anche lui di questo mandato, addirittura il mandato anche precedente, Federico Polo, buonasera a te. Buonasera Matteo, buonasera a tutti. È un onore essere qui questa sera ed è stato un onore rappresentare il Veneto negli ultimi 8 anni, quasi 9 diciamo. E io sono Federico Polo, da una vita nel basket, in tutti i ruoli praticamente. Mi manca solo di essere tesserato come ufficiale di campo, poi il resto li ho fatti tutti, e questo mi porta ad avere anche, nonostante la giovane età, ma la barba bianca, i capelli bianchi o quelli che restano, insomma, ecco, mi porta ad avere una certa esperienza. Questa esperienza ho deciso 8 anni fa di metterla a disposizione per continuare ad imparare, perché quando da consigliere ho imparato veramente tantissime cose che poi ho avuto la possibilità e l'onore di mettere a disposizione delle grandi, ma soprattutto delle piccole realtà che sono fatte di presidenti che hanno magari 2 lavori, che magari non riescono a seguire bene le loro società, e quindi hanno bisogno di essere supportati in tutte quelle che sono le loro incombenze quotidiane, perché gestire in questo momento una società, e Lamberto prima diceva che è presidente da diversi anni e factotum, io lo sono della Pallacanestro Milano, ho la fortuna di essere attorniato da dei dirigenti capaci sia nella Pallacanestro Milano, poi dopo parlerò anche dei membri del consiglio, e quindi ho avuto questa fortuna, ho avuto la fortuna di poter dedicare del tempo anche al Comitato Regionale Veneto, ripeto, una cosa che mi ha onorato, soprattutto perché nel primo quadriennio ho seguito
il mini basket e il femminile. Io, come tutti quanti sapranno, provengo dall'ambito femminile, difendo sempre a spada tratta l'ambito femminile e come Renato difende gli arbitri, come Lamberto difende il mini basket, io difendo a spada tratta il settore femminile, e su questo diciamo che negli ultimi 8 anni, nel mandato precedente, insieme con la Bianca Rossi, che saluto e ringrazio per quanto mi ha dato, in questo mandato da solo, e in questo mandato ho avuto anche dal Presidente l'onere e onore di seguire l'ufficio gare insieme col collega Aldo Murana, che approfitto anche per salutare, come salutare tutti i colleghi che si sono alternati. Ecco. Perché mi ricandido? Anche se sarebbe il mio terzo mandato, quindi come dice buon Marcello, l'ultimo giro in giostra, lo faccio perché il momento secondo me richiede la presenza di persone che possono non solo dare il loro contributo a livello di esperienza, ma anche di continuare a crescere. Io sono sempre affamato e assetato di novità e di capire sempre non di sapere una parola più del libro, ma di capire sempre una parola più del libro. Quindi questo metto a disposizione, non ho mai negato una telefonata a nessun dirigente che mi abbia chiamato, un messaggio o un consiglio, e questo spero di poter continuare a fare anche nei prossimi 4 anni. Grazie a tutti. Grazie Federico. Altro volto nuovo, anche se diciamo nuovo a livello, sarà nuovo a livello regionale, ma non per la famiglia FIP. Buonasera Filippo Borin, attualmente presidente del Comitato Provinciale di Treviso, uscente e candidato come gli altri colleghi alla carica di consigliere regionale. Buonasera Filippo. Buonasera a tutti. Sono Filippo Borin, ho cominciato nel 2005 seguendo mio figlio con la pallacanestro Cairano, di cui sono diventato dirigente e poi consigliere. Sono rimasto con la pallacanestro Cairano fino al 2013, passando poi con Montebelluna Basket, dove sono membro del consiglio direttivo, e attualmente sono responsabile del settore giovanile del mini basket della società. 8 anni e mezzo fa ho intrapreso anche l'esperienza di consigliere provinciale col Comitato di Treviso, con la delega al Comitato Nazionale Allenatori, e poi ormai 4 anni e mezzo fa sono stato eletto presidente del Comitato Provinciale di Treviso. Ho deciso di candidarmi in quanto ho ritenuto che un comitato come quello che presiedo e ho presieduto, perché ormai sono a fine mandato, dovesse necessariamente essere rappresentato con potere di voto all'interno del Consiglio regionale. Ho apprezzato in questi 4 anni, perché devo dire che il Presidente Nardi ha sempre invitato me e tutti i miei colleghi, presidenti provinciali, delegati a tutte le riunioni del Comitato, quindi siamo sempre stati aggiornati in tempo reale su quello che succedeva, e questa è una cosa che ho apprezzato moltissimo. Però era giusto secondo me avere la possibilità di votare. Ho apprezzato il metodo, il modo di lavoro della squadra del Consiglio regionale, per cui ho deciso di mettermi in gioco e di lasciare anche libero il posto a Treviso, perché non sono, come ho detto più di qualcuno, un collezionista di poltrone, e quindi ho ritenuto che fosse giusto dare la possibilità a qualche altro di potersi candidare a Treviso e proseguire sul lavoro che abbiamo svolto, insomma. Quindi tutto qui, insomma, il mio impegno, qualora fossi eletto, sarà un impegno, insomma, penso anche un po' più importante di quanto non abbia fatto adesso, perché da gennaio ho la fortuna anche di essere un pensionato, quindi tempo ne ho molto di più rispetto a prima, e insomma vorrei cercare di dare il mio piccolo contributo per affrontare le sfide che ci presentano avanti al futuro, perché il Covid veramente ci ha dato veramente una bella ammazzata, ma poi fronteggiamo anche il decremento demografico, per cui bisogna veramente approcciare tutto il movimento con logiche secondo me diverse, e per cui avrei piacere di mettere a disposizione la mia esperienza per il bene della pallacanestro veneta e nazionale.
Grazie. Grazie Filippo. Adesso tocca al nostro vicepresidente uscente Marcello Crosara, un super impegnato, penso super subissato di telefonate in queste settimane, visto che insomma era impegnato con il settore agonistico. Io prima di lasciarti la parola, Marcello, ti inoltro il saluto di un nostro spettatore che ci sta guardando, il signor Pino Olive, che ti saluta in maniera particolare. E lascio a te, naturalmente anche a te, la parola. Allora, intanto grazie, buonasera a tutti, ben ritrovati. Parlare per ultimo di solito non è semplice, però la mia attività all'interno del basket inizia molti anni fa, quando ero dirigente del Vicenza femminile, del Grande Vicenza. Come dirigente responsabile ho avuto la fortuna di vincere 4 scudetti e 4 Coppe dei Campioni. Poi siamo passati di qua della scrivania e praticamente tutto il percorso l'ho fatto, diventando anche presidente, il presidente regionale più giovane, però adesso mi ha fregato Roberto. Sono stato uno dei consiglieri federali più giovani, ho fatto 12 anni di consiglio federale, 14 anni di presidenza della commissione carte federale, 2 volte vicepresidente del settore organizzazione territoriale e oggi sono il coordinatore del settore agonistico. Quindi una marea di impegni che ritenevo di aver concluso 7 anni fa, dopodiché Roberto e l'altro contendente di 4 anni fa mi hanno chiesto se volevo candidarmi per ritornare a dare una mano, ho deciso di ricandidarmi e in questo momento, in questo quadriennio, ho dato una mano soprattutto al presidente ma anche a tutte le persone che vedete, perché dopo gli strascici elettorali sono riusciti a fare squadra e come squadra siamo riusciti a portare a compimento tante cose. Adesso si ritorna nuovamente in pista e penso di poter ritornare a dare il mio contributo di esperienza di tanti anni di federazione. Grazie Marcello. Io adesso torno un attimo dal presidente Roberto Nardi, anche perché sono arrivati dei complimenti particolari da parte di un amico della Pallacanestro Veneta che è Oscar Lucati. Ti fa i complimenti, è uno dei più giovani presidenti regionali che nel suo primo mandato è riuscito a superare egregiamente anche l'attuale periodo pandemico. Complimenti a parte, Roberto ci aspetta comunque un quadriennio con tra virgolette questo grande impegno della ripresa dei campionati, imminente quella di alcuni campionati senior, e soprattutto con la voglia e la speranza di poter veramente dopo un anno tornare a parlare di pallacanestro senior, giovanile e minibasket. Sì, grazie intanto dei complimenti e saluto tutti quanti, fanno ovviamente piacere. La situazione non è semplice, questo lo sappiamo tutti quanti, mai mi sarei aspettato di concludere un mandato da presidente regionale in queste condizioni, dove abbiamo visto purtroppo da domenica, perché questa è la realtà, sarà un anno che noi abbiamo interrotto le nostre attività. Ricordo ancora una telefonata dove c'era anche Stefania coinvolta per le nostre selezioni provinciali che erano il 22 di febbraio del 2020 impegnate nel trofeo delle province a Rovereto. Una delle cose che siamo riusciti a mettere in pista in questi 4 anni e far vivere appunto un'esperienza di 2 giorni a tutti quanti i nostri ragazzi, a tutte quante le nostre ragazze più piccolini. Ed è stato un momento veramente scioccante, perché questa è la realtà dei fatti. Da lì ci ritroviamo ora a rimetterci in piedi, perché di questo si tratta, partendo come ovvio che sia dalle categorie maggiori, ma avendo un occhio di riguardo molto importante, come dicevano tutti quanti i candidati che mi hanno preceduto, soprattutto al settore mini basket e al giovanile. Lì dovremmo veramente fare un'opera incredibile e dovremmo riuscire a fare squadra anche con altri settori educativi, parlo della scuola soprattutto, dove dovremmo agire assolutamente in sinergia e con la massima, passatemi il termine, potenza di fuoco possibile dal punto di vista proprio sportivo e manageriale che possiamo mettere in campo.
non perché vogliamo essere migliori o superiori ad altri sport, ma perché attraverso il nostro sport, come attraverso anche altri sport, c'è la necessità di far crescere questi nostri ragazzi e queste nostre ragazze. Avremo ovviamente necessità da parte di tutte quante le società di coadiuvarci in questo, perché questa è la realtà, e credo che saremo una squadra forte, coesa e unita come lo siamo stati in questi 4 anni, e quindi ringrazio ovviamente tutti quanti i consiglieri regionali che mi hanno appunto aiutato a portare a termine un quadriennio che è terminato nel peggiore dei modi purtroppo, ma non per colpa nostra questo, e spero che con questa nuova squadra di consiglieri regionali riusciremo a ripartire sempre con miglior slancio per il bene del nostro movimento, e cercando appunto di parare i colpi quando arriveranno, perché ne arriveranno di sicuro, e cercando però anche di gettare lo sguardo oltre l'ostacolo sempre e di portare a casa quello che di più importante abbiamo, che è proprio la salute e la crescita sportiva dei nostri giovani. Grazie Roberto, noi adesso torniamo a naturalmente dare la parola ai nostri candidati, ripartiamo da Fabio, e la domanda naturalmente è per tutti: quali sono gli obiettivi, qual è il vostro sogno, qual è un progetto che vorreste riuscire a realizzare nel prossimo quadriennio, grazie naturalmente o per il bene meglio del basket veneto. A voi la parola, partiamo da Fabio. Sì, grazie Matteo. Il mio pensiero, che è anche secondo me la cosa appunto al momento, almeno quantomeno nel medio breve periodo più importante, mi ricollego a quello che ha detto il presidente Nardi, nel senso che ritengo fondamentale che dobbiamo essere bravi in questo momento, non dico ad approfittare, ma ad organizzare per il futuro un piano un progetto per appunto far ritornare i nostri ragazzi a praticare il nostro sport, il nostro movimento, perché sicuramente se possiamo considerare come fidelizzati dei giocatori senior piuttosto che delle ultime categorie giovanili, che bene o male, anche se con questo lockdown hanno smesso di praticare il nostro sport, siamo abbastanza convinti e sicuri che una volta che si potrà ritornare all'attività regolare ritorneranno in palestra. Una cosa che invece non è così scontata è appunto per le categorie più piccole, quindi mini basket e magari primi anni di settore giovanile, dove magari i ragazzi non sono così fidelizzati al nostro sport, e quindi questo purtroppo momento ha fatto sì che sicuramente qualche ragazzo per un motivo o per l'altro possa essersi allontanato dal nostro sport. Quindi sicuramente il mio auspicio è quello di appunto organizzare un programma serio e funzionale appunto per far ritornare tutti i ragazzi alla pratica del nostro sport, magari appunto appoggiandosi sia alle società della nostra regione e anche magari al mondo scolastico, con una serie di progetti mirati appunto a valorizzare, a far riconoscere e magari anche meglio di come l'avevamo lasciato il nostro movimento giovanile. Direi che insomma dilungarsi in altri progetti o in altre aspettative, considerando appunto il momento molto difficile e delicato, non mi sembra neanche corretto, quindi non vorrei dilungarmi più di troppo e lascio la parola a Filippo per rispondere alla domanda. Grazie. Sì, ringrazio Fabio, mi aggancio a lui, mi aggancio a quello che ho detto precedentemente durante la mia personale presentazione e a quello che ha detto il presidente Nardi. Se io avessi l'onore, e lo farei comunque entrando chiaramente in punta dei piedi, dato l'esperienza, tutti coloro qui che sono candidati con me,
lo farei proprio con l'obiettivo del recruiting, della propaganda del nostro movimento, dove il nostro comitato possa diventare anche per gli altri comitati regionali italiani un interlocutore importante anche per sviluppare i progetti col CONI stesso. Vorrei che tornassimo, come ha detto il Presidente, senza togliere ad altri sport, però ad acquisire quello che la pallacanestro è stato per tantissimo tempo, dietro il calcio, per tutti i motivi che forse sappiamo, però è indubbio che nell'ultimo decennio alcuni altri sport hanno preso forse anche il sopravvento a quello che è la pallacanestro. Mi piacerebbe che tornassimo con un ruolo centrale, e credo che il Comitato Veneto abbia assolutamente tutte le potenzialità per sviluppare questo. Inoltre, proprio un'eccellenza veneta è la gestione del basket femminile. Vorrei che questo diventasse un modello anche per gli altri comitati, e questo aiuterebbe a riportare centralità, a mio avviso, nella pallacanestro, e quindi proprio la parola del reclutamento, del recruiting, sarebbe un progetto che avrei a cuore di sviluppare con tutti i componenti del comitato e con tutte le società, e diventare anche uno strumento d'aiuto per la ripartenza post-Covid. È stato detto, lo ribadisco, è stata veramente per tutti una mazzata, società grandi e società piccole. E io mi pongo personalmente come una persona che offre proprio un servizio, una disponibilità, e quindi qualora avessi, ripeto, l'onore di entrare in questo consiglio, veramente vorrei pormi come una persona che sapete poter contattare, sapete poter, attraverso tutti i mezzi che le tecnologie oggi ci offrono, poter essere a vostra disposizione di tutte le società. Vorrei proprio sentire forte questa esigenza di fare squadra, che c'è indubbiamente, ma che a mio avviso va proprio per il periodo che stiamo vivendo ancora più implementata, per allargarla anche a livello nazionale. E inoltre, e concludo, mi piacerebbe appunto che i vari comitati all'interno del comitato regionale, si parlava prima degli arbitri, dei vari settori, potessero sempre più serenamente lavorare in sinergia, perché questa è una necessità. Si diceva prima come servono i giocatori, come serve alle società creare giocatori, serve avere arbitri, serve avere ufficiali di campo, serve avere i vari settori ben tra loro coesi, e quindi mi ripeto, io credo che in questo senso la FIP in alto e poi i comitati, e in particolare il nostro comitato, possa garantire un ruolo centrale di cui io desidererei fare parte e porre la mia persona a servizio di questo. Ringrazio tutti e faccio l'in bocca al lupo a tutti i miei colleghi candidati. Grazie Filippo. Rimbalzo subito la risposta a Stefania. Allora, mi spiace essere un po' ripetitiva, ma effettivamente stiamo vivendo un periodo storico difficile, dove in questo momento penso che bisogna fare squadra e bisogna dare una mano alle società. Dobbiamo trovare il sistema di stare vicino alle società e di risolvere questo, non risolvere, ma comunque superare questo periodo molto difficile che ci ha effettivamente stravolto la vita cestistica e non solo. Per cui dovremo essere bravi a fare in modo di dare una mano. Troveremo il sistema per farlo, ma sono sicura che possiamo farlo. Ecco. Grazie Stefania. Lamberto, che un po' avevi accennato già durante la tua prima risposta. Io avevo già accennato. Allora, riprendendo il discorso che faceva Filippo sul settore femminile, un obiettivo che ci eravamo posti nel passato quadriennio era quello di incentivare il più possibile l'attività femminile, soprattutto nel minibasket, partendo dal minibasket. E questa cosa, attraverso un gran lavoro fatto con lo staff minibasket, è stato fatto. Abbiamo trovato dei comitati provinciali che hanno capito e ci hanno veramente dato una mano per cercare di portare il minibasket in rosa in un'ampia visibilità. E infatti abbiamo notato che sono aumentate
le bambine che giocano a mini basket, e addirittura mi sembra un paio d'anni fa siamo riusciti ad avere in ogni provincia almeno un girone di esordienti femminili, cose che non succedeva da anni. Quindi il lavoro adesso è come diceva Filippo, è da continuare e cercare di portare più luce possibile al Veneto, che già comunque ha delle società che sono importanti. Ricordiamo gli scudetti che abbiamo festeggiato durante i vari galà che abbiamo fatto nel Veneto. Tornando al discorso comune che faceva Roberto prima, che aveva fatto anche Fabio, secondo me dobbiamo rendersi conto che da lunedì, ossia da quando il nuovo Consiglio entrerà, ci troveremo davanti ad uno scenario diverso rispetto a quello che abbiamo lasciato un anno fa. Partendo dal fatto che la pandemia ha sconvolto un po' tutti i piani. Quindi la mia idea è quella, come diceva Fabio, di ripartire soprattutto con il mini basket e il settore giovanile. Ricordiamoci una cosa che avevo sentito tanti anni fa, qualcuno me l'aveva detta, ma adesso voglio ripetere perché credo che sia arrivato il momento giusto per dirlo. Ricordiamoci che tra 10-15 anni, quindi vado molto in là quando io magari avrò smesso di fare il dirigente, i bambini che adesso si iscrivono ai corsi mini basket saranno quelli che tra 10 anni saranno gli atleti che giocheranno nelle prime squadre. Ma con questo non voglio dire solo gli atleti. Da lì andremo a trovare anche i futuri istruttori mini basket, i futuri allenatori, i futuri dirigenti, i futuri arbitri, oppure anche solo appassionati che seguiranno il movimento. Quindi io credo che sia importante partire bene con il mini basket. Voglio dire che in questo periodo di vacanza, diciamo, dal fine 2020 ad oggi, comunque qualcosa abbiamo cercato di fare col vecchio Consiglio. Siamo partiti con raccogliere le idee da chi soprattutto vive il mini basket in maniera tale da condividere assieme per cercare di non perdere tempo nel momento in cui ci sarà la ripartenza prossima possibile. Qualcosa, come diceva Fabio, bolle già in pentola. E adesso sarà il momento di condividere queste idee con chi vorrà. Io sono aperto a tutti, ad ascoltare tutti, a chi vuole confrontarsi e soprattutto a tutti quelli che vogliono esprimere le proprie idee. Grazie Lamberto. Io vi ringrazio, ho finito, vi saluto e soprattutto vi do l'appuntamento domenica prossima a Rio d'Ardre, che è la cosa più importante che ci debba essere. Dimostrare che il Veneto è unito soprattutto in questi momenti di elezione. Ecco, grazie di tutto e do la parola a Federico. No, andiamo a Renato. Renato, scusa. Tocca a me, vedi che ti sei dimenticato di me. No, non ti avevo saltato. Va bene. Scusami. Allora, niente, io quello che mi propongo di fare, diciamo, per il prossimo quadriennio sono tante cose, però gli obiettivi principali dicono sono 3 o 4, ma sono brevi da dire. Il primo obiettivo sicuramente, se sono rieletto, è quello comunque con i nuovi che ci saranno, i vecchi, i nuovi, quelli che ci saranno, comunque di fare squadra come abbiamo fatto negli ultimi 4 anni, che è stata una cosa, secondo me, io quando venivo alle riunioni a Mestre dove si facevano, venivano con grande piacere perché avevo delle persone veramente squisite. E se sono rieletto
mi piacerebbe comunque ritrovare questo tipo di soddisfazione quando faremo le riunioni. Secondo obiettivo è quello che hai toccato tu, Lamberto, è quello comunque del settore giovanile e del mini basket, cioè è quello di proporsi e darsi da fare assieme a tutti quanti alle società, di non dico ricreare, ma di riportare un attimo, perché sicuramente ci saranno dei numeri che non avremo i numeri come gli altri anni, i mini basket, magari portarlo all'esterno, nei campetti all'esterno dell'estate, fare camp, trovare quelle soluzioni comunque, pertanto metterci in mostra e farci vedere che ci siamo ancora come basket, e comunque di riportare i numeri a un livello, non dico come una volta, ma però comunque avvicinarci. Terzo obiettivo, se sono rieletto, perché questo è sempre il discorso, se sono rieletto, cioè se avessi ancora la delega del CIA, è quello comunque di coinvolgere, di andare, mi proporrò di andare anche in giro alla società con il CIA, di trovare quelle soluzioni con le società a darci una mano, perché sono le società poi che ci devono dare una mano, ma questo sicuramente da quello che ho visto in questi anni le società ci sono, perché ci sono e l'hanno capito, di creare un gruppo di arbitri e comunque anche ufficiali di campo, come mi ripetevo prima, sufficienti per soddisfare tutti quanti, in modo che quando si va in campo abbiamo la presenza della federazione. Questo sarebbe la cosa che mi piacerebbe, che nel giro di 2 o 3 anni, quando andiamo nelle palestre, vai all'interno, stanno giocando e c'è l'arbitro, mini arbitro maturo e cosa, ma c'è l'arbitro, e non trovare il genitore o il dirigente. Questo sarebbe l'obiettivo che mi piacerebbe, magari se sono rieletto fra 4 anni, dire beh, ci siamo riusciti. Grazie a tutti, e se non parliamo più, buona serata a tutti quanti. Grazie Renato, vado da Federico Polo. Sì, mi pare che i miei colleghi candidati, che saluto fin da adesso e ringrazio, abbiano già affrontato quelle che possono essere le tematiche molto importanti, quindi il reclutamento a tutto tondo, cioè partendo dal mini basket per passare al femminile, per passare agli arbitri, agli ufficiali di campo, ai dirigenti, perché i dirigenti hanno bisogno di essere seguiti, e se c'è un'iniziativa che secondo me è andata a buon fine della federazione centrale, è stato proprio il corso per dirigenti, che nella sua complessità ha dato del materiale ai dirigenti per poter crescere. Ecco, mi piacerebbe nel prossimo quadriennio, prima di tutto, superare questa fase di pandemia, e questo l'abbiamo detto tutti, ma anche utilizzare degli strumenti telematici che questa pandemia ci ha insegnato ad usare, perché se c'è qualcosa di positivo in questa situazione, ci ha insegnato a usare gli strumenti telematici e informatici, nel rivolgere questo a quei dirigenti che, come dicevo prima, purtroppo per problemi di lavoro, per problemi di famiglia, non riescono ad informarsi, ad avere tutte le cognizioni necessarie per portare avanti la società. Ecco, noi come comitato regionale dovremo mettere a loro a disposizione, secondo me, queste misure, questi strumenti, per poter avere, diciamo, una cognizione su quello che stanno portando avanti, perché parte sempre dalla dirigenza, dalla presidenza di ogni società, il futuro del nostro movimento. Secondo obiettivo, ma questo lo sanno benissimo sia il presidente che il vicepresidente, sia Stefania, che si è occupata attivamente negli ultimi anni, è un controllo dei costi. Non possiamo assolutamente permetterci di aumentare tasse, gara, contributi e quant'altro, almeno a livello locale. Non so cosa succederà a livello nazionale, spero che anche a livello nazionale ci si metta una mano sulla coscienza, perché queste società siamo veramente in difficoltà, e da presidente queste situazioni le vivo tutti i giorni, quindi ripeto, il mio impegno sarà verso queste 2 situazioni. Grazie ancora e buona serata. Grazie Federico, microfono a Filippo Borin. Allora, sì, gli altri che mi hanno preceduto sostanzialmente hanno una visione che in grandi linee corrisponde anche alla mia.
ribadisco quando ho detto prima nel mio precedente intervento, cioè secondo me è fondamentale trovare la chiave per sviluppare maggiormente la pallacanestro nel mondo dello sport, perché i competitors che abbiamo sono aggressivi e quindi dobbiamo trovare il modo. Sarà più bravo chi riesce a portare via più materiale umano agli altri, purtroppo, ma dobbiamo metterla così. Quindi noi dovremo veramente trovare tutte le formule possibili per accrescere quello che è la famiglia pallacanestro, che va da atleti ai tecnici, ai dirigenti, agli arbitri, eccetera. Cioè dovremmo veramente impegnarci a fondo su questo tipo di attività e soprattutto credo che sia importante fare un lavoro anche nelle società, aiutarle in questo momento, come diceva poc'anzi il consigliere Polo, e far capire loro sempre di più che la federazione non è un corpo estraneo, ma la federazione siamo tutte noi società che componiamo, formarla. Quindi bisogna che cominciamo a collaborare di più. Quindi una delle cose che avrei piacere di fare è coinvolgere maggiormente le società, cioè creare anche magari, che ne so, invitare qualcuno magari in qualche commissione eccetera, perché il concetto del brainstorming secondo me è fondamentale. Magari qualcuno per un'idea che si può sviluppare, si può nascere, vedere, ecco, di crescere tutti assieme, insomma. Quindi la federazione secondo me deve essere con le porte aperte a tutti. Ecco, questo è l'intento che io mi propongo, ma del resto so, insomma, avendo partecipato ai consigli in questo quadriennio, credo che non sarà una cosa difficile da fare, perché ho sempre visto disponibilità da parte del Presidente Nardi e degli altri consiglieri a questi temi, quindi mi auguro che a prescindere dagli interpreti questo possa proseguire. Grazie. Grazie Filippo e chiudiamo con Marcello Crosara. Allora, per quello che riguarda gli obiettivi, i progetti, abbiamo sentito i colleghi che mi hanno preceduto, quindi più o meno hanno centrato quello che possono essere i vari argomenti da trattare nel prossimo Consiglio regionale. Però a me interessa soprattutto che si continui un percorso iniziato, che si continui a portare avanti la programmazione che avevamo iniziato in questo quadriennio e che per ragioni legate purtroppo anche alla pandemia non siamo riusciti a portare a compimento, per cui poter continuare quei progetti, poter continuare quelle iniziative che avevamo in cantiere o che probabilmente pensavamo di portare avanti. Cosa potrebbe essere un sogno, un auspicio? Il sogno o l'auspicio è quello di ritornare alla normalità, è quello di dare la possibilità a tutte le società che possano disputare i loro campionati senza avere problematiche o intoppi vari legati a situazioni esterne e soprattutto che i nostri dirigenti siano preparati, partecipino ai corsi di formazione di vario tipo, ma partecipare alle attività di una grande famiglia come la FIP, purtroppo, per non scendere nell'anarchia, necessita essere a conoscenza delle norme ed essere a conoscenza di tutti quei requisiti necessari per partecipare ai campionati. Se questo succederà vuol dire che avremo dirigenti con un bagaglio di esperienza e di nozioni importanti e probabilmente potremmo disputare la nostra attività in tranquillità senza problematiche esterne o comunque problematiche o turbolenze che potrebbero creare dei problemi, soprattutto a livello di vertice regionale, perché o volenti o nolenti il presidente regionale poi è chiamato sempre a dirimere le situazioni che si verificano lungo il nostro percorso. Grazie Marcello, quindi abbiamo fatto questa bella carrellata, naturalmente tutti i candidati sono disponibili da qui ai prossimi giorni se volete insomma contattarli, se dovete sentirli in qualche modo, penso siano comunque disponibili anche alle vostre domande. È arrivata una domanda che riguarda naturalmente il mini basket, non la svisceriamo questa sera perché l'abbiamo già
ampiamente trattate in passato. Sappiamo che per quanto riguarda il mini basket si sta lavorando diciamo a ampio raggio sulla possibilità di un ritorno in palestra, ma dovremo aspettare naturalmente delle comunicazioni. Io torno invece nell'argomento di questa serata e passo la parola al presidente Nardi, perché Roberto, alla fine la cosa importantissima che ci attende è l'appuntamento di domenica, un appuntamento molto importante perché andiamo a scegliere la squadra che guiderà il Veneto per i prossimi 3 anni e mezzo, 4 anni, ma soprattutto andiamo a scegliere, sarà importante esserci per votare ed eleggere questa squadra. Sì, la cosa fondamentale, come sempre, è la partecipazione e la condivisione. Quindi nel momento in cui noi ci vediamo ovviamente ogni 4 anni per il rinnovo dei comitati locali e del comitato regionale, è un momento di condivisione importante che non deve essere visto come un peso, ma appunto come una possibilità di dire la nostra da parte delle nostre società. Quello che ricordava prima Filippo Borin, la federazione esiste perché ci sono le società. Federare vuol dire unire, e quindi noi siamo gli esponenti, i rappresentanti di tutte le società del Veneto. Più rappresentanza abbiamo, più ovviamente potere anche dal punto di vista proprio di capacità di condivisione c'è nelle mani della squadra che andrà a rappresentare tutte le società del Veneto per il prossimo quadriennio. Quindi sicuramente è importantissimo esserci, essere presenti. Dove non ci potesse essere la presenza fisica è possibile ovviamente la presenza attraverso delega a un'altra società. Comunque la situazione l'abbiamo sviscerata anche in tutti gli incontri che abbiamo fatto con le società a livello provinciale, quindi conoscono benissimo come si disputerà l'elezione, in prima convocazione alle ore 9, in seconda convocazione alle ore 10, quindi chi mi chiede a che ora devo arrivare verso le ore 9 e sarete in orario perfetto per la votazione. Faremo il possibile per velocizzarla al massimo, quindi per cercare di dare la possibilità a tutti di partecipare in massima serenità e tranquillità con tutti quanti i dispositivi di protezione individuale, con tutti quanto quello che ne consegue ovviamente la situazione pandemica che stiamo vivendo. Avremo tutti quante le dovute precauzioni e le useremo tutte, quindi ci sarà sicuramente la disponibilità per tutti di essere presenti e di far valere con il proprio voto la decisione su quella che sarà la squadra che andrà a guidare il nostro comitato regionale per il prossimo quadriennio. E di questo assolutamente ho massima fiducia nei nostri dirigenti, perché si sono sempre dimostrati tali, che hanno sempre saputo scegliere con lungimiranza nei confronti appunto di chi si è proposto alla guida del comitato regionale. Io voglio anche ringraziare veramente personalmente tutti coloro i quali, e qui ne abbiamo ovviamente tutti quanti presenti, si sono resi disponibili a far parte di questa squadra, quindi è un piacere per me aver avuto una possibilità così ampia di scelta, e ovviamente un caloroso saluto anche a chi ha fatto parte della mia squadra in questi 4 anni, e sono convinto che chi li seguirà saprà fare se non meglio di loro quanto loro, e sicuramente saremo ancora forti e ce la faremo a venirne fuori da questa benedetta pandemia tutti quanti, e di ritornare in campo a giocare e a vederci di persona su tutti i campi di gioco del Veneto. Grazie Roberto, quindi rinnoviamo quello che è un invito ma anche un appello a venire a Vigo d'Arzere per i dirigenti delle società. Se proprio non potete, sfruttate la possibilità della delega. È importante che sia un bel modo perché il basket veneto faccia sentire la propria voce, e credo, Roberto, mi sento di dire che è bello far sentire la propria voce e leggere una squadra, perché allora dopo ha un senso poter anche costruire insieme alle società, perché la federazione e questo comitato regionale poi diventerà la voce delle società. Assolutamente sì.
Quindi rinnovo quindi questo appello a tutte le società, vi aspettiamo naturalmente a Vigo d'Arzere per l'assemblea regionale e naturalmente, come vi ha anticipato il Presidente, saremo in piena sicurezza con tutti i dispositivi, con tutto il distanziamento sociale che ci permetterà di vivere questo momento, che comunque è un momento importante perché a un anno di distanza dalla chiusura proviamo con questa assemblea a ripartire. Io ringrazio tutti i candidati consiglieri presenti, quindi Fabio, Filippo, Stefania, Lamberto, Renato, Federico, Filippo Borin e Marcello Crosara, e naturalmente ringrazio il presidente Roberto Nardi per essere stati qui con noi questa sera. Chiaramente poi i nostri appuntamenti sui nostri social, sui nostri canali sono tanti. Fra poco arriva una notizia importante che non abbiamo ancora anticipato per dare giustamente spazio e attenzione ai candidati. Fra poco arriva una notizia importante per quanto riguarda i campionati di cui non abbiamo ancora dato comunicazione, e gli altri appuntamenti che vi daremo già da domani. In anticipo, per chi ci sta seguendo, lunedì la seconda lezione della professoressa Marcella Bonus, che naturalmente si rivolgerà in questa volta proprio ai tecnici e agli allenatori in vista del ritorno in palestra, per cercare di agevolare al meglio il lavoro in palestra dei nostri allenatori dopo questo periodo di chiusura. Io lascio tutti al momento della nostra cena, ringrazio tutti quanti, buonasera e ci vediamo domenica a Vigo d'Arzere con chi ci sarà. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti.